Abolite dal Parco dell'Aveto, le zone contigue di Ventarola, Prati della Iona e Gambatesa saranno accessibili a tutti i cacciatori. Le miniere, ha assicurato la Regione, saranno inserite nell'area parco. Ha chiuso la 34esima Expo della Fontana Buona, stimate 6.500 presenze complessive nei 4 giorni di apertura. Il 2019 sarà l'anno del rilancio, dicono gli organizzatori. Attività scolastica al via tra conferme e incertezze. Anche nel Tigullio calano gli iscritti, resta il problema delle nomine dei supplenti e degli insegnanti di sostegno. Partiti i lavori di pulizia e ripristino delle condotte sotterranee di via Entella a Chiavari, zona facilmente soggetta ad allagamenti. Sarà necessario spostare un tubo dell'acquedotto. Fabrizia Triolo è il nuovo componente della commissione prefettizia di Lavagna, subentra a Paolo Dattiglio che ha salutato i dipendenti, confermate le elezioni in primavera. Sesti Levante, chiusi 3 ponti per consentirne la messa in sicurezza. Sono il ponte della Pestella, quello di via Pian del Fiume e la passerella pedonale in ferro sul Gromolo. I lavori di via Castellaro a Zoagli potrebbero partire entro la fine di novembre. Sindaco e Regione stanno cercando di arrivare al termine dell'iter burocratico. La strada è chiusa dal 2007. Sosta a pagamento a Chiavari il prossimo 17 settembre, passaggio di consegne tra Apcoa e Marina Chiavari. Installati a breve i nuovi parcometri con la possibilità di pagamento orario frazionato. Oltre 4.300 presenze, più 32% rispetto al 2017. Numeri da record per la spiaggia per tutti. Lo stabilimento balneare aperto a Chiavari, gestito da Anfas e Villaggio del Ragazzo. Crollo Ponte Morandi, ritardi negli spostamenti e difficoltà nel trasporto di merci e materiali anche per alcune aziende del Levante. Confindustria Tigullio al lavoro per trovare soluzioni. Pronto entro la seconda metà di settembre il campo della colmata a Chiavari, i lavori in ritardo di un mese. La penale che la ditta dovrà pagare per questo sarà investita nel nuovo impianto di illuminazione. Il Tigullio rende omaggio ai 30 anni della scuola chiavarese del fumetto, 3 mostre e diverse iniziative a Chiavari per festeggiare la realtà fondata nel 1988. Caserta Ligure, vertice in comune sul futuro dell'azienda Astore. Lavoratori, amministratori e sindacati puntano a salvare ditta e occupazione sul territorio. Il tema in consiglio la prossima settimana. Un ponte che saprà unire e segnare il rilancio di Genova. Renzo Piano ha illustrato il progetto del nuovo viadotto sul Polcevera. Regione e Comune chiedono tempi rapidi per la sua costruzione. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo del Parco dell'Aveto, è stato deciso l'abolizione delle zone contigue, cercheremo di capire cosa significa questo. Vedremo poi anche il bilancio della 34esima edizione di Expo Fontana Buona che si è svolto nei giorni scorsi proprio a San Colombano Certenoli. Vediamo i servizi. Stiamo parlando dell'area Gambatesa che è diventata area parco e poi delle aree sotto il Monte Aiona, le aree di Ventarola, quelle diventano tutte libere, quindi aree normali. Questo è anche un modo per incentivare una riduzione comunque della presenza degli ungulati all'interno di questo territorio. Certamente, questo era un problema grosso per la gente che vive sul territorio, perché ormai queste bestie non riusciamo più a tenerle fuori in modo naturale, quindi il cacciatore ci aiuta in questo e abbiamo agevolato un pochino la situazione. Al momento quella di Gambatesa non rientra nell'area del parco, lo sarà presto, questo almeno è la rassicurazione che arriva dalla Regione. Questa è la proposta di legge che è già passata in giunta a luglio, quindi dovrebbe passare a breve l'iter operativo. Il fatto che Gambatesa rientri all'interno del parco, che cosa significa? Beh, sicuramente incentivi, perché il problema grosso è che la gente soprattutto pensa che la Regione togliendo l'area contigua non investirà più. Invece noi abbiamo ottenuto, visto che interessa anche della Regione, dove ha già investito, continuare a investire perché le cose funzionano, come Gambatesa che porta 16.000 visitatori all'anno. Credo che sia una cosa naturale continuare a investire. Un'estate che si sta ormai andando a concludere, che bilancio si può fare? Un primo bilancio sulla presenza turistica all'interno dell'area del parco? Tutto molto positivo, ho sentito tanta gente contenta
presenze abbondanti, soprattutto diciamo nei 20 giorni di agosto. I rifugi hanno funzionato bene, sento la soddisfazione, quindi sono soddisfatto anch'io. Le canzoni di Valentina Nassano hanno chiuso la 34esima edizione dell'Expo di Calvari. Migliaia i visitatori in soli 4 giorni di apertura, le stime parlano di 6.500 presenze complessive, per una manifestazione che ha faticato a decollare e che già guarda al 2019. Tutto questo ci ha aiutato a credere in noi stessi e andare avanti in tutte quelle peculiarità e tradizioni che ha questo Expo. E io penso che sia veramente una buona base su cui partire. Comunicazione, internet, viabilità, il futuro dell'entroterra sono alcuni dei problemi che dovranno essere affrontati nella prossima edizione. Ci sono tantissime peculiarità che bisogna assolutamente aumentare, valorizzare e andare a ricreare tutte quelle tradizioni in modo tale che possano dare sviluppo, quindi dalle tradizioni creare lo sviluppo, andare a essere vicini alle persone, puntare sui giovani, puntare sulla crescita e ridare effettivamente un po' di speranza a questa vallata, ma ci riusciremo. Miglior stand premiato l'antico forno da Carlo di Montebruno, miglior cucina quella della Proloco di San Colombano Certenoli. Ieri mattina si è poi svolta la marcia non competitiva Anello di Coreglia. Al primo posto Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi, per le donne Valeria Parodi del Berg Team. Mario Anselmi ha vinto il concorso di pittura Aspetti e colori della Fontana Buona. In serata dunque il concerto di Valentina Nassano, talento del territorio, che di recente ha superato la selezione interregionale di Area Sanremo ed è in corsa per partecipare al festival. Il talento è una componente importante, ma anche forse la tenacia. Io dico sempre talento, tenacia, impegno, coraggio e tantissima umiltà, perché è quella che a lungo andare secondo me ripaga. Non bisogna mai scoraggiarsi. Esatto, sempre forza e coraggio. Parliamo adesso di scuola. È ripartita l'attività scolastica anche per il Tigullio, si confermano certezze e anche incognite sull'avvio del nuovo anno scolastico. Parleremo poi anche dell'intervento iniziato in via Entella a Chiavari, la polizia della rete di condotte sotterranee che prevedono anche un intervento di spostamento di una tubazione dell'acquedotto. Facciamo il punto. C'è tanto entusiasmo, tanta fervore, gli insegnanti si sono riposati, i dirigenti anche, e quindi ecco la macchina da ieri, con le prime riunioni dei collegi docenti, si sta rimettendo in moto. Si è rimessa in moto anche nel Tigullio la macchina della scuola, archiviato il periodo estivo e per gli istituti superiori gli esami di riparazione di fine agosto, il corpo docenti è già in ruolo in questi giorni, ha iniziato il percorso di preparazione per l'avvio delle lezioni fissato quest'anno in Liguria il 17 settembre. Una scuola che deve fare i conti con un calo degli iscritti, conseguenza diretta di un sensibile calo demografico destinato ad accentuarsi anche nel futuro e che deve fare fronte, alla luce dei sempre frequenti trasferimenti, alla copertura degli incarichi con i supplenti, gli insegnanti di sostegno e i collaboratori scolastici. Mancano insegnanti di sostegno, seppur in parte non totale, mancano i collaboratori scolastici, le segreterie anche, quindi io non vedo una grossa variazione. Quando si andrà a regime? A regime si va sicuramente, penso, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Altre sostanziali novità rispetto alla scorsa stagione non ce ne sono, anche dal punto di vista della normativa legata ai vaccini. Nonostante le intenzioni espresse dal nuovo governo, ad oggi resta in vigore la legge Lorenzin, che prevede l'obbligo di essere in regola con le vaccinazioni per poter frequentare asili e scuole. A mio avviso c'è una grande confusione in merito alle famiglie, diciamo, di stare tranquille della scuola dell'infanzia e di seguire gli aggiornamenti che vedranno eventualmente sui vari siti delle scuole. Dagli studi che fanno anche i nostri esperti vale la legislazione precedente, cioè che per entrare alla scuola dell'infanzia bisogna essere tutti vaccinati. Le circolari non hanno valore di legge e quindi se non arrivano delle novità noi ci comporteremo così, sapendo che la situazione dei vaccinati varia tra il 95 e il 100% degli iscritti.
Hanno preso il via nel tratto iniziale di via Entella a Chiavari i lavori di pulizia e ripristino dei condotti delle acque piovane. Una zona particolarmente critica, quella all'incrocio tra via Piacenza e Corso Lavagna, soggetta a frequenti allagamenti anche in caso di piogge non particolarmente abbondanti. L'ultimo episodio in ordine di tempo è il 12 luglio scorso. Qui viene giù un canale da monte e lì il problema è che abbiamo già riscontrato che c'è un attraversamento di un sottoservizio di un tubo dell'acquedotto che impedisce il deflusso importante di questo canale e di conseguenza c'è la fuoriuscita di acqua. Si comincia a liberare bene per capire bene la situazione, anche se abbiamo già fatto le video ispezioni e abbiamo tutto sotto controllo, ma ci sarà in sostanza poi anche la chiusura dell'acqua e la modifica di questo tubo dell'acquedotto per un deposito di 50 cm di materiale, quindi quando viene giù parecchia acqua abbiamo dei problemi non da poco per questa fuoriuscita, oltre più che è un punto molto basso e critico. Per permettere l'esecuzione dei lavori resterà in vigore il senso unico a salire, con l'obbligo di svolta in Corso Lavagna per chi proviene da via Piacenza. Una volta ultimata la pulizia delle condotte sotterranee, difficile al momento stabilire con esattezza i tempi, l'intervento riprenderà più a monte nella zona dell'incrocio tra via Piacenza e via Bado Gianotto. Altra zona nella quale proseguono gli interventi di pulizia della rete delle acque sotterranee è quella del quartiere di Rupinaro. Abbiamo due punti critici che lì ci bisogna rompere sicuramente, allora sull'angolo di via Rupinaro e sull'angolo di Corso Millo, perché lì abbiamo dei passaggi di tubazione che abbiamo già visto con le video ispezioni, sono da modificare perché impediscono il deflusso dell'acqua regolare. Dalla metà di settembre infine partirà un altro intervento nella zona dell'uscita del casello autostradale di Chiavari. In via Fiume, sul lato ponente, dall'incrocio tra via Descalzi e Corso Genova, verranno rifatte tutte le caditoie per un tratto di oltre un centinaio di metri. Bisogna fare partire da Salita Descalzi, andare verso mare fino a innestarsi nel canale primario di Corso Genova che scarica nel Rupinaro, in modo da poter levare l'acqua e creare meno problemi sia alle attività commerciali che a tutti i box che sono sotto. Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì, iniziamo da Lavagna con il saluto del commissario D'Attilio alla guida del comune in amministrazione straordinaria in vista delle elezioni. Ha lasciato il suo posto a Fabrizia Triolo che guiderà appunto l'ente fino alle prossime elezioni di primavera. A Sesti Levante poi sono stati chiusi 3 ponti per verifiche strutturali e per metterne la messa in sicurezza. E a Zoagli, sempre per quanto riguarda i lavori pubblici, forse prenderanno il via a novembre i lavori in via Castellaro, chiusa dal lontano 2007. Vediamo. Si chiama Fabrizia Triolo, il nuovo membro della commissione che guiderà il comune di Lavagna verso le prossime elezioni. Ha 57 anni ed è viceprefetto vicario a Savona, 16 anni nell'ufficio di gabinetto a Genova, poi promossa a viceprefetto con incarichi ad Alessandria e a Brescia, infine l'arrivo in Liguria. Il suo incarico a Lavagna dovrebbe durare meno di un anno, in quanto i commissari hanno confermato che le elezioni si terranno la prossima primavera. L'approccio a questa esperienza è assolutamente positiva, con molta serenità, non è il primo commissariamento, affronteremo e come dicevo prima studieremo, ascolteremo, molto importante è una componente sia dall'interno che le eventuali voci che dall'esterno volessero incontrarmi e si affronteranno tutte le situazioni che man mano verranno a rappresentarsi. Fabrizia Triolo ha già incontrato gli altri 2 commissari, Serra e Parente, e ha avuto modo di studiare le carte. Dopo 1 anno e 6 mesi di commissariamento già partito per il motivo che ricordava lei, di fatto questa è un'attività amministrativa, non ho il primo impatto e molte delle attività fondamentali sono state già avviate. Lascia invece Paolo D'Attilio, nominato prefetto di Massa Carrara, commissario a Lavagna dal giugno del 2016. Questa mattina D'Attilio ha salutato i dipendenti comunali. Noi abbiamo svolto la nostra attività sulla scorta delle indicazioni che la Commissione d'accesso ci aveva dato e quindi abbiamo cercato di ripristinare delle regole e dare un senso di legalità, un senso di sicurezza all'interno della struttura comunale e all'esterno. Certamente come siamo dei tecnici, quindi in un comune, in un territorio quando arriva una commissione non è una commissione politica, una commissione tecnica scontenta tutti oppure accontenta pochi, perché i commissari devono applicare le regole e le disposizioni di legge, le regole della politica sono diverse. Siamo a Sestri, nei pressi del Ponte Pestella sul torrente Petronio. Il ponte sarà chiuso oggi al traffico veicolare per una serie di accertamenti che dovranno essere fatti sul pianone centrale. Questo intervento rientra in una serie più ampia di monitoraggio dei ponti delle passerelle sestresi.
Abbiamo intensificato e velocizzato quelle che sono le verifiche ordinarie annuali che facciamo sui ponti attraverso verifiche straordinarie anche con l'ausilio di ingegneri strutturisti. La situazione generale sulla maggior parte dei ponti è una situazione tranquillizzante senza particolari evidenze. Ci sono 3 situazioni particolari invece che richiedono degli interventi che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e pertanto abbiamo scelto di attuare la chiusura in particolare al traffico veicolare di alcuni di questi. Cosiddetto Ponte della Pestella, quello che poi permette di andare a Casarza o di ritornare verso Sestri, che ha bisogno di una stabilizzazione di un pilone in particolare che attueremo nelle prossime settimane, un ponte che già si chiude quando ci sono episodi di allerta arancione, quindi è già un ponte sotto osservazione. Poi abbiamo sempre in chiusura da oggi una passerella pedonale, soltanto ad utilizzo pedonale, nella zona prima di Santa Vittoria, più o meno nei pressi dell'autolavaggio, che ha bisogno di un consolidamento della pavimentazione sostanzialmente, e poi abbiamo un ultimo ponte che chiuderemo solo al traffico veicolare lasciando il percorso pedonale, che è il ponte che consente di arrivare a via Pian del Fiume sempre sul torrente Petronio. È un ponte molto antico, questo è un ponte medievale e ha bisogno di un ripristino dei mattoni che sono al di sotto dell'asfalto su cui si cammina. Chiusa al traffico dal 2007, per via Castellaro a Zoagli forse si apre uno spiraglio. Proprio in queste ore Comune e Regione stanno definendo gli ultimi passaggi di un iter durato più di un anno. L'amministrazione è in attesa della mail che avvia la procedura per lo sblocco dei contributi. Arriverà a breve dall'ufficio tecnico regionale, dopodiché dovrà passare in consiglio comunale e poi rispedita a Genova. Soltanto dopo questi passaggi potrà partire la messa in sicurezza del versante, tanto attesa dagli abitanti della zona. La strada, che gira ad anello attorno alla Galleria Castellaro, lungo l'Aurelia, è in questo stato da 11 anni. Era già stata chiusa nel 1995, ricorda il sindaco, poi riaperta nel 2002. Nel 2007 un cedimento del versante ha riportato le transenne e il blocco alla circolazione. Adesso la via è in stato di abbandono. Lo scorso anno a ottobre il Ministero dell'Ambiente aveva approvato il piano frane regionale, sbloccando oltre 2 milioni di euro per la Liguria. Un contributo era previsto proprio per via Castellaro, 560.000 euro, di cui 100.000 a carico del comune di Zoagli. Fondi derivati dalle accise della benzina, non così facile da trasformare in soldi veri, tanto che l'iter per ottenerli è ancora in corso. Qualche giorno fa una signora che da 50 anni vive parte dell'anno in via Castellaro ha affidato a Facebook, sotto il post del 2017 che annunciava il finanziamento, la speranza di riuscire a vedere la fine dei lavori. Il sindaco Franco Rocca ritiene che gli ultimi tasselli con la Regione, l'invio della PEC col contratto, il via libera del Consiglio e l'approvazione finale della Regione si possa concludere nelle prossime settimane. I lavori potrebbero partire entro fine novembre, spiega Rocca, che poi ringrazia l'ingegnere Berruti e l'assessore regionale Giampedrone. Finalmente una buona notizia per via Castellaro a Zoagli, frequentata dai residenti e in passato anche dai turisti per il panorama mozzafiato sul golfo e dai ciclisti che la utilizzavano per evitare l'ingresso alla galleria sull'Aurelia. Andiamo adesso a Chiavari, novità in vista per quanto riguarda la sosta a pagamento. Da lunedì 17 settembre ci sarà il passaggio di consegne tra APCOA, l'attuale gestore, e Marina Chiavari, la società controllata dal comune che gestirà appunto il servizio. E poi il bilancio del terzo anno di attività per la spiaggia per tutti, che è stata aperta anche quest'estate a Chiavari, accessibile a tutti quanti, una realtà gestita da Anfas e Villaggio del Ragazzo. Vediamo com'è andata. Ci stanno già preparando, abbiamo già comprato le divise, verde e blu, il colore di Chiavari, dei nuovi parcheggiatori ausiliari del traffico. Sarà una innovazione importante che è tutta fatta nell'interesse pubblico del comune di Chiavari. Sarà lunedì 17 settembre, il giorno ufficiale nel quale diventerà operativo il passaggio di gestione della sosta a pagamento a Chiavari. Finita l'era APCOA, il servizio passerà nelle mani di Marina Chiavari, la partecipata al 100% del comune che attualmente ha in gestione il porto turistico. Si stanno installando i nuovi parcometri di ultima generazione che permetteranno, oltre al pagamento, anche al pagamento della sosta, anche altri servizi. Abbiamo proceduto alla selezione del personale, 10 persone sono state assunte, tutti coloro che lavoravano a Chiavari presso l'APCOA sono stati assunti da Marina Chiavari, tranne una persona che ha scelto di andare a lavorare per l'APCOA a Genova, e altre 2 persone in più sono state assunte.
tutte le procedure si sono concluse, incrociando le dita il 17 settembre ci sarà la gestione diretta, il frazionamento, il minimo 20 minuti, 50 centesimi in centro, 50 centesimi sul lungomare. Le aree blu resteranno comunque le stesse dal punto di vista degli spazi? Le aree blu rimarranno le stesse, la tariffa come vi dicevo è 1,5 euro nel centro, potrà essere frazionata 20 minuti di sosta 50 centesimi, sul lungomare la sosta è 80 centesimi l'ora, però il frazionamento sarà di minimo 50 centesimi, quindi poco più di mezz'ora la tariffa minima. Ci sarà un'app direttamente del Comune di Chiavari per pagare gratuitamente e manterremo anche per adesso anche l'app attualmente in uso d'AppCoa che permetterà a tutti, quindi entrambe le applicazioni elettroniche, che anche lì ci sarà il frazionamento come avviene adesso. Quest'anno abbiamo superato gli accessi, abbiamo fatto un piccolo record con 4.300 accessi, abbiamo superato del 32% i risultati dello scorso anno, che già era stata una buona annata, quindi il progetto si conferma un'ottima idea, perché alla fine la verità sulla bontà dei progetti la danno proprio i risultati. Anche quest'anno c'è stato un incremento della soddisfazione del numero degli utenti, ma della riuscita di questa iniziativa. Ma sì, me l'hanno detto e sono veramente felice, perché basta vedere queste persone che vengono qua da tante città e si sentono a casa loro. Beh, per noi è un grossissimo risultato, vuol dire davvero un'esperienza riuscita. Poi comunque si vede, no? C'è un sacco di gente contenta, va benissimo, siamo veramente fieri. Per te il primo anno in questa realtà com'è andata? È andata molto bene quest'anno, abbiamo fatto molti accessi, molti più dell'anno scorso, e una spiaggia fondamentale per persone disabili che vogliono avere accesso al mare, come tutte le altre persone della riviera che possono camminare e invece non hanno bisogno di queste attrezzature. Tutto fa pensare che questo servizio sia destinato ad un ulteriore sviluppo. Bisogna allargarci, bisogna rendere lo spazio possibile a tutti. Abbiamo anche messo a punto la possibilità di accedere alla spiaggetta tramite il sottopasso del porto turistico. Abbiamo dato quest'anno anche dei parcheggi in più destinati esclusivamente all'uso di questa spiaggia, 2 parcheggi sulla passeggiata e 2 parcheggi all'interno del porto. Una realtà che può contare anche sul sostegno delle istituzioni, un sostegno che ci sarà anche il prossimo anno. Certo, non soltanto può contarci, ma ripeto, per noi è un'azione prioritaria. Si avvertono anche nel nostro territorio le conseguenze legate al crollo del ponte Morandi e alle difficoltà della viabilità. Alcune aziende del Tigullio lamentano appunto difficoltà nel trasporto. Parleremo poi del campo della colmata a Chiavari, un rifacimento del manto in sintetico che sta registrando ritardi nel suo completamento, sarà pronto entro metà settembre. La ditta, a causa dei ritardi, dovrà pagare una penale che sarà utilizzata per rifare l'impianto di illuminazione. E poi, per quanto riguarda la cultura, i 30 anni della mostra della scuola chiavarese del fumetto, per la quale è stata allestita una serie di mostre. Vediamo. Ritardi negli spostamenti dei lavoratori in arrivo dal ponente genovese, difficoltà nei trasporti dei prodotti e dei materiali da conferire in discarica per il centro latte Tigullio e per la Revetro di Carasco. Sono queste al momento le conseguenze dirette più evidenti legate al crollo del viadotto Morandi a Genova per il comparto industriale del Tigullio. I problemi sono emersi nel corso di un tavolo riunitosi in Confindustria a Chiavari, dove si è cercato di fare il punto della situazione e guardare a possibili soluzioni per limitare disagi in primis ai dipendenti. Da questo punto di vista le aziende si sono già mosse cercando di dare la massima flessibilità in ingresso e in uscita a questi lavoratori. Poi per quanto invece riguarda le attività vere e proprie, le aziende interessate a qualche problema operativo sono la Revetro, che ha stabilimenti nel Tigullio, a Carasco, ma anche stabilimenti a Genova, proprio nella zona interessata dal crollo. In questo momento tutta la parte di raccolta differenziata che viene realizzata sul nostro territorio, quindi un servizio pubblico che poi viene
selezionata a Carasco, la parte che rimane di rifiuto indifferenziato deve essere smaltita nelle discariche. La discarica che veniva utilizzata dalla Revetro in questo momento è nella parte ponente di Genova, con conseguenti problematiche ad arrivare. L'azienda insieme alle istituzioni e a Confindustria sta cercando di trovare una soluzione che non appesantisca di costi la Revetro, ma consenta di avere un servizio efficace sia per l'azienda sia per la comunità in se stessa. L'altra azienda che ha qualche problematica è la Centrolatte Tiguglio, Rapallo, perché opera nel nostro territorio ma ha consegne anche nella parte ponente sia di Genova sia della Liguria. E in questo momento ci sono circa 15 mezzi che operano nella parte del ponente che non riescono ad arrivare a destinazione negli orari previsti. Problematiche queste destinate ad acuirsi con la riapertura delle scuole e l'arrivo della stagione autunnale. Tra gli auspici di Confindustria c'è la riapertura a breve della viabilità lungo il Polcevera, oggi ancora in zona rossa e minacciata da quello che resta del Morandi. Una vicenda, quella di Genova, che ha riportato in primo piano la necessità di investire sulla rete infrastrutturale del territorio, anche del Tiguglio. Investire in infrastrutture sia investire nel futuro dell'azienda, delle aziende operanti nel territorio, ma anche nel territorio stesso. Quindi ancora una volta il tunnel che collega la Fontana Buona per noi è strategico ed è importante, così come potenziare i servizi pubblici. Volgono al termine i lavori di adeguamento e messa a norma del campo da calcio a 11 della colmata Mare di Chiavari. Gli interventi interessano il rifacimento del fondo sabbioso, del manto sintetico e delle recinzioni del campo. L'opera è stata assegnata alla ditta Limonta Sport ed è costata al comune intorno ai 450.000 euro. I lavori, iniziati il 18 luglio, sarebbero dovuti finire entro 30 giorni. Il mancato rispetto dei termini causerà alla ditta una penale, che il comune investirà in un nuovo impianto di illuminazione per il campo. Oggi ci sarà l'omologa del sottofondo che sta per essere ultimato, come vedete alle mie spalle. Settimana prossima la ditta farà la posa di tutto quanto il manterboso e quindi si inizierà a vedere finalmente del verde, che è quello che tutti quanti auspicano di vedere, che dà un po' il segnale del fine lavori prossimo. Credo che dal 18-20 di settembre i lavori dovrebbero essere, anzi dico che saranno sicuramente ultimati e tutte le attività riprenderanno standard con tutte quante le squadre dei vari settori giovanili, con tutte le squadre delle varie categorie che lo utilizzano regolarmente, e ringrazio tutti coloro che hanno avuto pazienza, che hanno aspettato, che si sono comunque adeguati anche ad allenarsi nel campettino a seta adiacente o che hanno trovato altre destinazioni, perché comunque i lavori andavano fatti, finiti, e mi rendo conto quanto vengono un pochettino a compromettere una fase importante come la preparazione delle varie squadre, delle varie società, e altresì vero che però fra pochissimi giorni avranno un impianto che tutti ci invidieranno. Che cosa rappresenta la scuola chiavarese del fumetto per la nostra città? Noi vogliamo celebrare questi 30 anni della scuola chiavarese del fumetto perché comunque è una fetta di cultura della nostra città. Noi siamo molto orgogliosi di essere concittadini di Tex attraverso le varie paternità che si sono succedute nel tempo, ma non solo di Tex. Sono nati tantissimi personaggi che hanno portato il nome di Chiavari in giro per il mondo e per l'Italia. Quindi questo rappresenta la scuola chiavarese del fumetto ed è per questo che meritava di essere celebrata occupando tutti gli spazi espositivi della città e anche le strade. Quindi io spero proprio che ci sia una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza e che sia anche un evento, più che una mostra, un evento di richiamo anche per coloro che da fuori si avvicineranno alla nostra città. Nel foyer dell'auditorium c'è l'esposizione, vedrete poi l'esposizione di una quarantina di ex allievi che oggi vivono disegnando nelle più importanti case editrici nazionali e anche d'oltreoceano, per cui questa è una grossa soddisfazione sicuramente. Dall'8 al 30 settembre si terrà una mostra dedicata al fumetto. È una mostra dedicata alla scuola chiavarese del fumetto e faremo un percorso che parte da qua, Palazzo Rocca, dove si vedrà un po' quello che è stato il percorso della scuola, gli insegnanti, anche i tantissimi posti che abbiamo cambiato, sembra proprio una migrazione. E poi al foyer dell'auditorium vedremo la mostra di una quarantina di ex allievi che oggi appunto sono professionisti
e nella torre civica abbiamo messo i maestri che hanno un'esposizione di alcuni lavori dei maestri che hanno seguito e fatto di questa scuola quella che è in effetti. I temi del lavoro adesso, con l'avvertenza Astore a Casarza Ligure, l'azienda ha deciso di dislocare la produzione a Casella, nell'entroterra di Genova, chiudendo il polo della Val Petronio. Sono 54 i lavoratori che saranno costretti a spostarsi. Istituzioni e sindacati cercano di mediare per far rimanere sul territorio questa realtà produttiva. Vediamo. Ancora tensioni e preoccupazioni a Casarza Ligure per la sorte dell'azienda Astore, che ha deciso di trasferire attività a Genova Casella. Questa mattina si è tenuta una riunione in comune tra il sindaco, i sindacati, i lavoratori e il consigliere regionale Claudio Muzio per decidere come procedere e quali strumenti usare per ostacolare la chiusura dell'azienda. Che cosa significa per Casarza perdere un'azienda simile? Intanto lo voglio dire, prima di arrivare a questa decisione tutti insieme daremo battaglia, perché perdere un polo produttivo che dà lavoro a 45 famiglie del territorio è una cosa inaccettabile. Quale amministrazione comunale abbiamo l'intenzione di fare tutto il possibile affinché questo non succeda. Quindi faremo già lunedì questo un consiglio comunale urgente, penso porteremo un documento all'unanimità e andremo avanti in questa battaglia a fianco dei lavoratori. I sindacati CGIL e metalmeccanici del Tigullio ricoprono in questa situazione un ruolo di primo piano. E quando ci è stato comunicato il trasferimento dell'azienda dal sito di Casarza al sito di Casella, abbiamo subito chiesto un incontro in Confindustria, perché per noi lì è la sede istituzionale. Abbiamo chiesto subito all'azienda che i 45 dipendenti, e devono rimanere 45 dipendenti, quindi non ci deve essere nessuna scrematura. Poi siccome capiamo bene che da qui a arrivare a Casella si parla di 70 km, sappiamo anche noi che ci sarà qualcuno che non accetterà. Quindi lì noi dovremo contrattare sul tavolo le condizioni di miglior favore, ma non solo per quelli che vanno a Casella, ma per quelli che perderanno il posto di lavoro, che rimarranno in zona, perché rifiutando il trasferimento, superando un tot di chilometri, hanno diritto a dare la giusta causa, dare le dimissioni per giusta causa. E lì noi su quello partiamo. Beh, per quanto ci riguarda, noi non siamo assolutamente d'accordo e siamo contrari al trasferimento dei lavoratori a Casella. Questo perché è evidente che nelle condizioni di criticità che ci sono nella distanza del trasferimento porterebbe molti lavoratori a dover desistere dall'andare a Casella. E quindi faremo tutto il possibile per cercare di evitare una conseguenza che non ha motivi per un'azienda che produce da anni facendo molti utili, per cui non è un'azienda che sta andando male, è un'azienda che raggiunge tutti gli obiettivi, quindi per quanto ci riguarda non ci sono altre soluzioni che rimanere qui sul territorio. Siamo così giunti al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. La linea adesso al nostro approfondimento, che è dedicato all'evoluzione della situazione del crollo del ponte Morandi a Genova. Sono stati diversi momenti in settimana di confronto, di dibattito. Si è riunito il Consiglio regionale in seduta straordinaria. Renzo Piano ha presentato il progetto del suo ponte, una situazione in evoluzione. Cercheremo di fare il punto insieme. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine dell'approfondimento. L'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una legge speciale per Genova che snellisca le procedure per l'affidamento dei lavori di progettazione e di esecuzione delle opere per ricostruire Ponte Morandi, ma che preveda anche la sospensione del pagamento di mutui, tributi, contributi e premi. È una richiesta univoca, quella che arriva dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, i cui consigli oggi si sono riuniti in seduta comune, ma che è risuonata forte anche in Parlamento, dove il Ministro delle Infrastrutture, Toninelli, ha riferito alla Camera in merito al crollo del 14 agosto scorso. Entrambe le sedute si sono aperte con un minuto di silenzio in ricordo delle 43 vittime. A Roma il dibattito politico molto acceso ha visto contrapporsi le forze di maggioranza e di opposizione. Clima acceso durante la seduta anche a Genova, con la protesta di un gruppo di sfollati che dagli spalti ha alzato cartelli e ha chiesto a gran voce rispetto. Complessivamente le persone fuori casa sono oggi 556, divise in 225 nuclei familiari. Le imprese della zona rossa sono invece oltre 1200. Il sindaco del capoluogo ligure è intervenuto dopo il presidente della regione, ha provato a riportare la calma, chiedendo una burocrazia snella per poter far fronte agli interventi, e ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose. Stiamo lavorando per avere un monitoraggio tecnico che ci consenta di dire se è sicuro andare sotto il ponte, e sulla base di questo monitoraggio tecnico noi consentiremo
alle famiglie di poter riprendersi, sfollate di potersi riprendersi i loro averi, i loro oggetti personali, e consentiremo anche ad alcune aziende di poter non solo lavorare ma ad altre di svuotare o riprendere macchinari o di gestire la situazione. Ripeto, questa è la responsabilità diretta del sindaco e penso che tutti capiranno cosa vuol dire fare una transazione di questo tipo. Al termine del lungo dibattito in aula è stato approvato all'unanimità dai consiglieri regionali e comunali un ordine del giorno che impegna sindaco e presidente della regione e le rispettive giunte a proseguire il percorso che ha visto coinvolte tutte le istituzioni territoriali nell'affrontare quello che di fatto è un'emergenza nazionale. Nel frattempo, nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha consegnato alla Procura un elenco di persone che potrebbero avere avuto responsabilità per il crollo del Morandi. Sono 13 nomi di coloro che si sono occupati del progetto di ristrutturazione del viadotto dal 2015, ma potrebbero diventare 25 se i magistrati decidessero di andare indietro nel tempo. I periti dei PM inoltre hanno consegnato una prima relazione sulle probabili cause del crollo, attribuendole ad un cedimento strutturale all'antenna del pilone 9, il punto in cui i tiranti si congiungono all'estremità del sostegno. E studiando i carteggi tra le varie diramazioni del Ministero delle Infrastrutture, gli investigatori hanno confermato come almeno in un'occasione i dirigenti avessero palesato la certezza che sul restyling del Morandi i tempi stessero scadendo. I muri devono crollare, i ponti mai. Così Renzo Piano ha accompagnato la presentazione del suo progetto di ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera. Negli uffici della Regione, alla presenza del commissario per l'emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci e degli amministratori delegati di Autostrade Giovanni Castellucci e di Fincantieri Giuseppe Bono, l'architetto genovese ha provato a raccontare quello che per prima cosa vuole essere un progetto condiviso e corale. Un ponte in acciaio con 22 campate di 50 metri e 43 lanterne, una per ogni vittima del crollo, dalle forme di una nave, con un'anima chiara che consente alla città di elaborare il pesante lutto che l'ha colpita. Chissà che ricostruire questo ponte non sia proprio uno di quei momenti di coesione che capitano quando il bisogno lo richiede. Ecco, questo cantiere deve essere un cantiere di coesione, deve essere un cantiere in cui tutti vanno d'accordo. Bisogna che questo ponte resti come un momento che elabora un lutto e che trasferisce alla città un grande orgoglio. Il ponte dovrà ricordare le vittime e segnare il rilancio della città, tutta coinvolta nelle sue maestranze nella progettazione, costruzione e realizzazione, dal disegno di piano, passando per la progettazione di Fincantieri e la fornitura dell'acciaio da parte di Ilva. Una filiera tutta ligure che si è già concretizzata con la costituzione di 2 gruppi di lavoro a cui prenderà parte anche Autostrade. Oggi per me è un bel giorno perché abbiamo in mano un team di aziende, quindi di persone, che è la cosa più importante, che sono legate al territorio e che sono tutte unite nel fare un grande progetto. Ma non sarà solo il ponte ad essere ricostruito, ha assicurato il sindaco, ma tutto il quartiere sottostante, per la progettazione del quale sarà lanciato un concorso di idee internazionale. Nelle intenzioni delle istituzioni la ricostruzione dovrebbe concludersi entro l'autunno del prossimo anno. Della necessità di tempi rapidi ha parlato il governatore ligure Toti. La priorità per noi è costruire rapidamente e ridare alla città questo ponte e quindi velocemente fare in modo che la città riabbia la sua completa viabilità. Vogliamo che da questa tragedia, che da questa triste storia possa ripartire un pezzo invece di futuro grande per la nostra città.